Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Governatore Federica, lei ha lanciato un appello oggi ai cittadini di Friuli Venezia Giulia per un'assunzione di responsabilità. Sì, questa è una battaglia che si vince insieme. Insieme non vuol dire che c'è sempre qualcun altro che opera al posto nostro, ma l'impegno che ognuno ci deve mettere nella lotta alla pandemia. E l'impegno di tutti i cittadini deve essere quello di evitare i contatti sociali, di tenere le distanze, di non fare come se nulla fosse, andando a trovare gli amici o parenti che non si vedono da tempo a casa. In questo momento purtroppo è il momento dei sacrifici. Ma se non li facciamo adesso dovremo prorogarli per mesi e mesi e purtroppo vedremo sempre più contagi e sempre più persone ammalate. Allora, o adesso tutti ci diamo una regola molto rigida, prima di tutto a noi stessi, che il problema non è aspettare un'ordinanza, aspettare un DPCM, è dare una regola a noi stessi per mantenere queste regole, perché altrimenti la battaglia la perdiamo. Che tipo di restrizioni state pensando in merito all'incontro di questo pomeriggio per le zone più critiche della Regione? Ipotizziamo delle misure maggiormente stringenti che potrebbero ad esempio anche prevedere delle zone rosse nelle aree della Regione dove il numero di contagi è estremamente elevato rispetto alla popolazione, sul quale dobbiamo soprattutto mettere in campo adesso delle misure più stringenti per cercare di far uscire il prima possibile da situazioni difficili quelle aree stesse. Sì, si tratta di piccole comunità? Si tratta principalmente, stiamo vedendo un fenomeno di forte aumento dei contagi nei piccoli comuni, sui quali è fondamentale cercare di intervenire per riportare subito nella carreggiata la situazione. Ma sono sufficienti questi interventi nei piccoli comuni a fronte di questi numeri? Noi ipotizziamo appunto che rispetto anche alla struttura che oggi si vedrà, che l'intervento nelle aree dove appunto il contagio all'interno della popolazione è particolarmente sviluppato possano andare a ridurre i rischi che oggi stiamo vedendo. Riguardo alla discussione in atto sui parametri col governo, lei è fiducioso che si troverà un po' una quadra sui nuovi parametri, ma soprattutto sul dialogo con il governo? Ieri il governo ha fatto un'apertura importante, ha detto che è disponibile con il nuovo DPCM a rivedere i parametri e per questo abbiamo indicato anche i nostri tecnici per andare a scriverli insieme. Io penso che servono dei parametri leggibili, immediatamente interpretabili e comprensibili anche dalla popolazione, perché quando parlo di battaglia condivisa e chiedo la responsabilità di tutti, penso che le istituzioni abbiano il dovere di dare anche la massima trasparenza e dire le cose in modo più chiaro possibile alla popolazione. In tempi dove la pandemia Covid-19 la fa da padrone, ci sono situazioni sanitarie a rischio che trovano poco spazio nella quotidianità, quelle che fanno meno rumore e attirano pochi like, quasi nell'indifferenza. In questi ultimi mesi l'Associazione Diritti e Tutela del Malato non si è fermata nella propria attività, in particolare sull'annoso fronte delle liste di attesa, altro cancro da estirpare, radicato saldamente anche dalle nostre parti. Per saperne di più, dalla viva voce dell'avvocato Anna Grizzi, referente dell'associazione, le ultimissime. Salve a tutti, sono Anna Grizzi, la Presidente dell'Associazione Diritti del Malato e volevo appunto ringraziare Omar per questa intervista. Sono appunto presso l'Associazione di Tutela Diritti del Malato al padiglione 14 secondo piano e sul tema delle liste d'attesa l'associazione si è sempre spesa molto proprio per richiedere ancora prima dell'intervenuta pandemia l'accorciamento delle tempistiche per le visite mediche. Di fatto già prima della pandemia c'era questo problema ed ora il problema è ancora più marcato. Sia per quanto riguarda le visite specialistiche mediche per tutti gli ambiti, sia per quanto riguarda gli interventi.
Noi come associazione stiamo procedendo con una raccolta firme al padiglione 14 per richiedere la riduzione delle tempistiche. Contemporaneamente chiediamo l'assunzione di nuovo personale medico che possa visitare i pazienti negli ambulatori e in particolare all'interno dei CAP, nei centri di assistenza primaria che sono dislocati nel territorio e che consentono di diciamo, fornire dei servizi sanitari sul territorio e quindi non presso l'ospedale centrale di Udine e rimanendo quindi più vicino ai cittadini. Tra l'altro questo lo riteniamo una soluzione vincente, in particolare visto il momento per cui chi va appunto in ospedale può addirittura rimanere infettato per il Covid-19. Quindi su questo tema non ci fermiamo e le portiamo avanti anche con il sindacato UIL, con cui manifesteremo il 13 dicembre in occasione di un flash mob che faremo in piazza San Giacomo. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Alfano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.